Ecco, parliamo della squadra, non posso che non farti una domanda, tu sei il direttore sportivo, una squadra che quest'anno insomma è stata poco brillante, però ieri abbiamo vinto e può essere che questo mantenga la posizione che abbiamo attualmente. Questo non lo so, la squadra quest'anno abbiamo avuto tantissimi problemi di svariata natura, è stato un anno difficilissimo, forse l'anno più difficile che io ricordo della gestione Fortitudo. E niente, purtroppo questi anni capitano, speriamo che i ragazzi ora riescano a trovare un po' di tranquillità, di serenità, perché quest'anno credo che abbiamo fatto forse 6 partite al completo, quindi questo è un dato oggettivo, non siamo mai riusciti a trovare continuità né nei giocatori né durante l'arco di una partita stessa, quindi tante difficoltà e niente. C'è stato anche un cambio di allenatore, ecco. C'è stato un cambio di allenatore, un ritorno, cose molto strane per noi. Siamo stati sul mercato da ottobre senza riuscire a fare niente di estremamente importante. Non solo noi, penso tante altre società erano sul mercato, quindi anche più blasonate, hanno avuto molte difficoltà. Probabilmente si dovranno rivedere alcune cose, non lo so se la federazione e la Lega possono essere interessate a rivedere un po' queste cose qui, ma le regole sono uguali per tutti e quest'anno è stato difficile, abbiamo sbagliato alcune cose ovviamente, però come è successo forse qualche anno fa cercheremo di ricominciare più forti di prima. Ecco, questo non toglie, diciamo, la voglia di rimanere in questa serie ovviamente e continuare, no? Il Presidente ha fatto un'intervista un paio di settimane fa, 10 giorni fa, e credo che abbia ribadito l'intenzione da parte della proprietà di continuare, anzi di provare a migliorarsi. Certo, c'è bisogno di tutti, del territorio, degli sponsor, di qualsiasi cosa, del pubblico, degli abbonati, di tutti, perché una realtà come quella di Agrigento purtroppo ho l'impressione che se ne capirà l'importanza quando forse un giorno non ci sarà più, quindi mi auguro che gli agrigentini e tutti gli sponsor qua della provincia capiscano l'importanza di avere una città, una società che partecipa a dei campionati importanti a livello nazionale. Noi ce l'auguriamo che la Fortitudo continui a dare il suo contributo, il suo impegno non solo ad Agrigento ma anche nello sport. Ecco, chiudiamo con un appello, Christian. No, io non faccio nessun tipo di appello, faccio solo l'appello al buonsenso da parte di tutti e di essere tifosi. Stiamo vicini alla squadra, ecco, mi riferivo a questo in questa fase di campionato per evitare la retrocessione. La retrocessione, anche questo è un discorso molto complicato da fare, perché anche quest'anno il regolamento è cambiato, la formula è cambiata. E questa è un'altra difficoltà su cui programmare, da un giorno all'altro eliminano gli under, cambiano le regole, è complicato stare appresso a tutte queste cose qui e fare delle programmazioni. Una società come la nostra non può fare grandissime programmazioni perché economicamente poi tanti giocatori non riusciamo a mantenerli, dobbiamo sempre fare molte scommesse e le scommesse durano un anno, 2, massimo 3 e quindi non possiamo fare programmazione a lunghissimo termine. Però se ci fosse un po' più di chiarezza nelle regole sarebbe più semplice forse per noi.